E dunque ci siamo per la seconda partita di oggi con il terzo e quarto posto delle finali scudetto di fronte Napoli e Trani. Con le due squadre che stanno facendo i convenevoli. Foto di rito per i giocatori di Trani. Stiamo anche provvedendo a capire un paio di situazioni a livello proprio di distinta di Trani, che ci sono alcuni numeri che non coincidono. Ci sono un paio di numeri che non coincidono, tipo 31 e 33 che io qui non ho. È impossibile. Questa me l'ha data prima Mario, cioè me l'ha data un'oretta fa. Aspetta, che non ti sistemi, è strano. Allora, dove sta? 31, Salatino, 31. Ok. 31, perché sta scritto 34? E il 34 manca poi. E il 34 non esiste. No, il 33, perdono, il 33. Lui. 33. Quello vicino all'arbitro, mani in fianco. Questo? Ah, 33, lui sì. 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 È questo? 33, sì. Ok. Giusto qua. Ok, quindi loro sono titolari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, me ne tornano due in più. Ti aiuto io. Cafagna, Crudo, no, dell'Endice, non è titolare. Ok. Ok, ci sei? Però sono 12. Il Barbagallo gioca? No. Ok, Cioè, allora. gioca, ma queste ti hanno dato una distinta sbagliata. Barbagallo è riserva. Ok, quindi non gioca. Ok, perfetto, grazie. Dunque ha preso il via il match con Trani che inizia a palleggiare, lancio troppo lungo però per Stasi. Allora andiamo a vedere i due schieramenti con Napoli che si schiera in porta col numero 12 Marrone. Tanto Napoli subito in possesso, palla lunga intercettata dalla difesa di Trani. Allora le formazioni appunto Marrone col numero 12 il portiere di Napoli, poi col numero 11 Bernardo, numero 20 Castaniere, numero 30 Corduas, numero 5 De Giorgio, numero 31 Febbraro, numero 99 Lorenzo Libertino, numero 33 Marco Libertino, poi col numero 24 Maisto, numero 22 Rei, numero 18 Sodano. Risponde invece Trani, in porta sempre col numero 12 c'è Burchio, poi con il numero 7 Cafagna, con il numero 13 Crudo, questi in ordine alfabetico,
con il numero 24 Di Cugno, numero 14 Alessandro Melillo, numero 2 Antonio Melillo, col numero 17 Pellegrino, numero 31 Salatino, numero 9 San Luca, numero 3 Spinazzola, numero 33 Stasi, numero 12 appunto Vurchio il portiere. Tanto rimessa per Napoli con Maestro. Pallone che riparte dalle retrovie dove c'è Corduas, ora tocco largo per Febraro. Giocata poi spalle alla porta tentata senza troppo successo da Sodano, guadagna fallo laterale. Ricordo partita che sarebbe dovuta iniziare circa un'ora fa, ma complici i ritardi, ma complici anche i supplementari e i rigori della sfida tra Foggia e Bari, terzo e quarto posto del tabellone di Coppa Italia. C'è stato questo mega ritardo veramente di un'ora sulla tabella di marcia. Recupera palla Trani con Scaringi, poi la corsa a sinistra ed il cross operato da Alessandro Melillo, sarà calcio d'angolo. Primo angolo lo batte Trani. Battuta corta con lo scambio, occhio al cross, c'è il colpo di testa a rimettere in gioco il pallone, poi lontana la difesa napoletana, ancora per il tiro che si perde fuori, ma c'è stata deviazione sul tentativo di Salatino e allora ancora angolo per Trani. Scaringi alla battuta, gli si fa incontro anche lo stesso Salatino. Movimenti in area, sono in 4 all'interno dell'area di rigore napoletano i giocatori di Trani. Ancora giocata corta, Salatino, cross, pallone che arriva lì, l'ottimo salvataggio da parte di Rei, insiste però ancora con Crudo Trani. Giocata a sinistra di Stasi, poi altro cross di Crudo, stacca San Luca, l'uscita in due tempi da parte del portiere marrone. Gioca a Napoli con il passaggio largo da parte di Lorenzo Libertino che riceve nuovamente la sfera, palla sulla destra, poi ancora il numero 99, servizio largo a sinistra per Febraro, viene incontro Sodano a ricevere, palla di ritorno, ancora Febraro, attende il momento per crossare, effettua adesso il traversone, pallone allontanato sul petto di Lorenzo Libertino che scavalca, ma pallone troppo lungo. La gestione qui con Stasi che resiste ad una carica, si gioca dopo lo scarico tentato da Cafagna, poi corre dall'altra parte di Cugno, avanza il numero 24 di Trani che poi cerca la palla lungolinea e c'è la chiusura di Rei che guadagna fallo laterale a danno di Alessandro Melillo.
qui buona giocata difensiva del numero 22 napoletano, rimessa per eseguita da Maisto, direttore di gara che viene richiamato la panchina di Napoli. Due persone che evidentemente non potevano stare in panchina vengono allontanate, non erano indistinta. Ancora direttore di gara a colloquio. Si dovrebbe ripartire col fallo laterale, primi 7 minuti e mezzo scorsi in questa partita. Colpo di testa di Scaringi, però ancora Napoli in possesso con Marco Libertino. Il cambio di gioco viene però letto bene da Stasi. Occhio Stasi, lato corto dell'area, traversone allontanato con Marco Libertino che rimedia su se stesso e più scusa con i compagni. Bene, ancora angolo, il terzo per Trani in questi primi 8 minuti. Sulla palla sempre Scaringi e Salatino. Salatino con il cross, pallone smanacciato, poi opportunità non sfruttata dal numero 3 Spinazzola. Prova a portare sul pallone adesso Napoli con Febraro, guadagna fallo laterale sulla pressione di Stasi, poi Sodano fermato dall'intervento di Cafagna. Altro fallo laterale per Napoli, colpo di testa a mettere fuori da parte di Antonio Melillo, poi riconquista Trani con Di Cugno che ha ricevuto da Spinazzola. Antonio Melillo, lancio, colpo di testa, fallo laterale da parte di Febraro. E Cafagna con le mani, cercato in avanti, si trascina però il pallone oltre la linea laterale San Luca. Rimessa, poi pallone regolata ancora da Trani, Stasi però viene fermato dall'intervento di Lorenzo Libertino. Però spinge dall'altra parte allora Napoli con l'avanzata, il pallone giocato in verticale da Maisto. Deve inseguire adesso la sfera Bernardo che la gioca avanti sul Rey, tacco ancora per l'11. C'è la giocata tentata da Lorenzo Libertino. Ancora Bernardo, tocco largo per Rey che prova ad andare sul fondo e crossare, colpito in pieno Di Cugno, rimessa Napoli. Dovrebbe essere cambio di messa, non l'ha eseguita bene Napoli. Laterale per Di Cugno. Battuta avanti, poi uno scontro, si gioca, anzi no, c'è il fallo commesso dal capitano napoletano De Giorgio. Allora, punizione per Trani, che comincia da Di Cugno, tra Antonio Melillo, Cafagna.
poi Stasi viene incontro a ricevere, seguito da Febraro, tocco indietro per Burchio, pressa adesso Napoli, Melillo ha ricevuto la palla in avanti, esce bene Trani col possesso, poi fermato proprio al momento del passaggio decisivo Salatino, recupera ancora per un attimo Trani, c'è l'ottima chiusura da parte di Marco Libertino, poi lancia in avanti, troppo lungo per Castaniere, uscita di Burchio, Scalingi per Cafagna, Antonio Melillo in avanti, dove c'è solo maglie azzurre, in particolare quella di Marco Libertino, poi Lorenzo Libertino scarica indietro, tocco di De Giorgio largo a destra, poi ancora Lorenzo Libertino, tocca per Rei che ci arriva, poi sbaglia il pallone di ritorno, ma è fortunato qui il 99 a recuperare, Rei passa per vie centrali, il pallone diventa buono per la conclusione che colpisce la traversa e poi si salva Trani sul tiro di Castaniere. Opportunità enorme qui per Napoli, che poi recupera dopo il contatto con Maisto, contatto con Crudo che è rimasto a terra, l'arbitro non aveva fischiato, poi ha fermato il gioco per sincerarsi le condizioni del numero 13 in maglia nera, che è ancora a terra. Si è rialzato Crudo, partita che è ripresa con De Giorgio che cambia gioco, lo fa servendo Febraro, torna dal suo capitano, palla larga a destra dove riesce la giocata a Maisto, lancio lungo, in qualche modo interviene Di Cugno, poi palla messa in fallo laterale da Antonio Melillo, però la rimessa per Napoli in zona offensiva, se ne occupa Rei, spalle alla porta, cerca Castaniere che poi la tiene, bravo Castaniere a liberarsi, altro dribbling del 20, poi Rei si sistema la palla, finge di crossare, crossa adesso, colpo di testa a mettere fuori da parte di Spinazzola, poi Crudo, la gioca corta, Scaringi lotta, riconquista però Napoli, prova a passare qui Bernardo, chiuso però, ma ancora cerca di recuperare Maisto, palla in fallo laterale. Colpo di testa, poi Spinazzola per Di Cugno, Cafagna, sterzata per evitare la pressione, poi tocco d'esterno sul quale riesce in qualche modo ad arrivare Stasi, allora corre il 33, va Stasi, va a puntare, mette in mezzo, c'è la deviazione, calcio d'angolo per Trani. Sull'angolo ancora Scaringi e Salatino, pallone ancora corto per il cross, smanacciato, ma c'è stato un fischio a parte del direttore di gara.
uscita lunga di De Giorgio, non riesce ad arrivare Bernardo, allora Cafagna, Scaringi verticale, forse con troppa fretta, infatti perde palla Trani. 17° minuto in corso, sempre 0-0 anche questa finale terzo quarto posto delle finali scudetto del campionato nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, qui da Scanso Rosciate, provincia di Bergamo. È stato aggiudicato il terzo e quarto posto per la Coppa Italia con Foggia che ha battuto ai calci di rigore Bari. Segna il terzo e quarto posto in un tabellone scudetto che vedrà ancora in campo più tardi Bergamo e Catania per il titolo. Tanto Bernardo, servizio per Rei che cerca di liberarsi, poi palla indietro per Marco Libertino, non perfetto il suo passaggio, allora Febraro va ad inseguire Stasi, scambio poi tra Stasi e Salatino, ancora il 33 che prova a spingere sulla destra, lo sbilancia Febraro in maniera regolare. Sodano anticipa Cafagna e prova ad andare, ancora Sodano fermato, poi fermato anche Castaniere. Stasi, Salatino indietro per Cafagna, per pallone giocato indietro da Merillo, Urchio indietro, Cafagna riesce nel dribbling, ancora la giocata dribbling ed esterno, ancora una volta non letta dai compagni. Ora prova ad uscire palla al piede Corduas, poi pareggia Febraro. Il lancio alla ricerca di Castaniere. Passaggio sbagliato ed intercettato da Crudo, che poi si rifugia da Burchio. Antonio Merillo, palla per Scaringi. Di Cugno, Scaringi, poi il tocco per vie centrali dove c'è Crudo, Spinazzola, Antonio Merillo allarga Di Cugno, nuovamente Spinazzola, palleggia con calma Trani, ancora pallone scaricato a Crudo, Spinazzola, Di Cugno, Crudo, Spinazzola, rischia qualcosa e alla fine gliela porta via Castaniere. Lancio immediato a cercare Bernardo, liscio Di Cugno che però riesce a tenerla, e allora Antonio Merillo. Scaringi, pallone indietro, Stasi, Cafagna, Antonio Merillo, poi il lancio di Salatino a cercare l'inserimento di Crudo, letto bene da De Giorgio. Febraro, Sodano non controlla, lo ferma Cafagna, poi colpo di testa di Febraro, De Giorgio buono con l'uscita, Difendi col corpo. Maisto, tocco per Lorenzo Libertino, Marco Libertino, preso in controtempo Corduas, pressato da San Luca, riesce a liberarsi della palla a servire De Giorgio. Maisto fa proseguire qui Rei, è in fuorigioco Bernardo. Scaringi, subito pressato, riesce a liberarsi bene di Lorenzo Libertino. Spinazzola, lancio alla ricerca di San Luca, De Giorgio con calma.
Qui Sodano con la palla poi svirgolata da Scaringi, testa Cafagna, quantomeno per metterla in fallo laterale. Era in agguato Castaniere che lascia la rimessa a Febraro. Qui l'ottimo intervento intelligente da parte di Salatino che fa carambolare la palla addosso a Lorenzo Libertino. Sarà fallo laterale adesso per Trani. Qui sbaglia la rimessa Trani e allora De Giorgio. Cordoas per Febraro. Castaniere prova a farla scorrere, ma Sodano aveva preso il centro. Cafagna. Stasi non controlla. Il pallone recuperato da Trani. San Luca. Scambio con Salatino che viene però fermato. Allora De Giorgio per Febraro. Sodano. Lo scarico ancora sul 18 che incespica sul pallone, poi da terra prova a giocarla. C'è anche un contatto con Scaringi che rimane giù. La rimessa in avanti, Sodano prova ad andare, Cafagna è scivolata. Bravissimo. Poi una punizione per Trani quando abbiamo superato metà del primo tempo. Sempre 0-0, partita abbastanza lenta nel suo svolgimento, pochi guizzi da una parte e dall'altra. Di testa intanto interviene Corduas, rimessa per Trani nella metà campo avversaria. Rimessa per Cafagna. Colpo di testa, poi a vuoto Scaringi, arriva Bernardo anticipato dall'ottimo rientro da parte del numero 14 Alessandro Manillo, poi palla lunga per San Luca con l'uscita comoda da parte di Marrone. Corduas. Maisto, poi Rei, Bernardo. Rei rientra in tempo dal fuorigioco. Bernardo. Cross. Colpo di testa di Cafagna, poi riesce a tenerla in campo Stasi. E poi il pallone calcio di davanti da Spinazzola. San Luca non riesce a tenerla. Lorenzo Libertino. Febraro. Cordos. De Giorgio a palleggiare per Napoli. Maisto. Lungo linea a cercare Rei, posizione ancora regolare Rei con la scivolata di Di Cugno. Tanto discussioni tra Capitan Melillo e il direttore di gara. Tutto ok, allora. Rimessa. Battuta da Napoli con il cross, Bernardo forse toccato. Mette fuori la palla a Purchio. A terra Bernardo.
Si è rialzato Bernardo che si tira la palla agli avversari. Cafagna, Stasi, per la palla servita da Spinazzola, ancora il numero 33 che prende il centro del campo, avanza Stasi, poi il tocco largo a sinistra con lo scambio ancora per Stasi che prova a correre contro Maisto, non arriva la palla di ritorno per Alessandro Melillo, riparte Napoli, 28esimo in corso, sempre 0-0. Lorenzo Libertino, tocca per De Giorgio. Maisto. Cerca ma non trova Rei, la palla torna da lui. In avanti dove c'è Bernardo. Serie di rimpalli, palla che esce, rimessa Trani. Rimessa per Di Cugno, chiude De Giorgio su San Luca, sta facendo fatica. E poi rimessa per Di Cugno, controllo, alla fine Napoli riconquista. Bernardo fermato da Alessandro Melillo che ha subito anche fallo e allora punizione Trani. Battuta lunga verso l'area, interviene Maisto, poi servizio per Sodano. Corduas, lungo linea a cercare Castaniere che si aiuta con un braccio. E Spinazzola alla battuta per Antonio Melillo. Di prima Stasi, spinto da dietro Salatino, fallo commesso da Lorenzo Libertino. Salatino riceve subito. Stasi, poi Salatino con una serie di rimpalli, alla fine viene fermato e Lorenzo Libertino che riparte. 20. Bernardo per la corsa di Rei. 20. Rei per vie centrali, Lorenzo Libertino preso in controtempo, allora riparte Trani. Crudo con la sponda. Alessandro Melillo può portarla su, serve ancora Crudo che si può girare, c'è anche l'arbitro in mezzo. Tocco per Salatino. Avanza Salatino, guarda la porta, la cerca, poi diventa un assist per San Luca e viene fermato. Ancora Crudo per Trani. Scaringi, posizione regolare qui con la giocata sulla sinistra, tocco per Crudo, indietro, insiste Scaringi che evita la scivolata di Lorenzo Libertino, guarda l'area, la cerca col cross però che non trova compagni sulla traiettoria. Trentunesimo che è scaduto adesso. E allora nuovo possesso per Napoli. Corduas, scambio con Marco Libertino, poi De Giorgio, Maisto, la porta su senza essere pressato, poi tocco per Marco Libertino, fermato da Spinazzola in maniera regolare, Salatino la perde, Lorenzo Libertino,
verticale per la corsa di Castaniere, ottima uscita da parte di Vurchi, occasione Napoli. Poi attenzione ancora Sodano, fermato. Bravo Samba. Intervento di Ricco a salvare. Poi palla messa in fallo laterale. Comunque il portiere titolare è Ricco, non Duce. De Mario. Prova a insistere Napoli che ha appena avuto questa importante palla gol. Bernardo cerca la porta, palla alta. Antonio Melillo in avanti a cercare San Luca, ma anche la corsa di Alessandro Melillo che la tiene in campo, converge, poi va da Scaringi che alza la testa, cerca e trova Salatino, Spinazzola torna dal suo numero 8, Alessandro Melillo, San Luca, triangolo che si chiude, poi è bravo Rei a chiudere, sarà fallo laterale in zona attacco per Trani, 34esimo in corso, spinge adesso Trani dopo lo scampato pericolo, la rimessa per Alessandro Melillo verso l'area, San Luca prova a proteggere ma viene raddoppiato, da solo può fare poco, poi Scaringi tira al volo, respinto, e Napoli che cerca la ripartenza, ma Castaniere è da solo, e allora Cafagna, Spinazzola, può essere zona tiro, invece verticalizza, chiude bene, Lorenzo Libertino, Gianni scappa dietro. Febraro, lancio lungo a cercare Castaniere, bravo Cafagna, poi Sodano, Si sono scontrati. E fa la nostra, ragazzi. Non è fatto. Si sono scontrati, che certezza. pallone che verrà scodellato dal direttore di gara Trani che era in possesso, e Scaringi che l'appoggia, Enrico con la gestione, Spinazzola sbaglia e allora Lorenzo Libertino può ripartire, pallone giocato in avanti, forse un tocco con il braccio, almeno questo chiedono i giocatori di Napoli, non è dello stesso avviso il direttore di gara. Lancio lungo di Alessandro Melillo, di testa Corduas con calma su De Giorgio, De Giorgio cambia gioco, va da Febraro, Castaniere riesce a calamitare il pallone, evita per un attimo la scivolata di Spinazzola che è bravo, poi si lotta anche con Sodano, Febraro sterza molto bene, ancora Febraro fermato, poi scambio e ancora giocata tentata a Bernardo che si è venuto a mettere da questa parte, Bernardo col tiro ribattuto, poi altra respinta su Sodano, infine Stasi qui rischiando qualcosa, infatti perde il pallone e allora attenzione a Febraro che va in mezzo, bravissimo Antonio Melillo che chiama a più attenzione il suo compagno, ma sarà calcio d'angolo. Ok, e come facciamo con il resto della partita qua? La sospendi, Come? la sospendi. Come volete. Per forza di cose che è più importante l'altra, quindi di là. Ok. Ok? Cioè, Occhio al calcio d'angolo, pallone messo fuori. Poi giocata in avanti con Maisto fermato. Giriamoci. Ora. E allora prova a ripartire con Crudo. Attenzione alla palla San Luca, fuori gioco. Qui qualche dubbio, a dire la verità, sembrava
regolare la posizione di San Luca. Sicuramente ha visto meglio il secondo assistente che ha alzato la bandierina. Corduas avanza, palla in verticale, Castaniere col tocco, poi Maisto, cross, secondo palo di testa Cafagna, la palla comunque arriva a Castaniere, bravo Stasi a rientrare, avanza con calma Salatino, si appoggia ancora Stasi, ancora Salatino, passa ai centrali anche per cercare di sfogare l'azione a sinistra, così fa andando da Di Cugno, poi tocco sbagliato e allora Napoli che riconquista. Bernardo, fallo di Di Cugno, punizione. Punizione per la battuta da Capitan De Giorgio per Napoli. Cercato Febraro e trovato. Bernardo fermato da Scarinci, poi affrontato regolarmente da Febraro, poi Bernardo continua, poi si ferma, c'è terra Scarinci. È iniziato il 40° minuto. Si è rialzato Scaringi, si dice le sue condizioni Lorenzo Di Bertino. Date la palla, ragazzi. Trani restituirà la palla a Napoli. E anche la correttezza dei giocatori di Napoli che non sono andati a prendersela alta, l'hanno fatta sfilare, ricominciando dalle retrovie, nonostante comunque Bernardo fosse in area al momento dello stop. Qui comunque sempre correttezza ai massimi livelli su questi campi, in queste iniziative. Intanto fallo fischiato contro Rei, punizione per Trani. Si conferma anche il trend di quello che si è visto nel corso della precedente partita, anche se tra Foggia e Bari qualche palla gol in più. Lancio lungo intanto dall'altra parte, prova ad arrivare ma non riesce Alessandro Melillo. Lancio di De Giorgio a cercare Febraro che aggancia, la porta su il 31, qui la fa passare Sodano ma non ci sono compagni. Scaringi, Spinazzola, San Luca prova a proteggerla, viene fermato da Corduas, colpo di testa di Antonio Merillo, poi Cafagna, tocco per
Di Cugno, poi Scaringi. Ricco non sa chi darla, si appoggia centralmente rischiando un po', Scaringi alla fine subisce fallo. Tanto qualche problema. Cambio scarpe, pit stop. Per Marco Libertino, che stava cambiando le scarpe dentro il terreno di gioco alla fine. Il direttore di gara si è costretto a fermare il gioco. Con Trani in possesso palle, con 2 minuti ancora da giocare prima dell'intervallo, dubito che sarà recupero, pochissime interruzioni anche in questo caso. Si riprende. Scaringi. Alessandro Melillo. Affrontato e fermato da Rei, sarà rimessa per Napoli. Problema per Salatino. Rimessa Napoli, ultimo minuto del primo tempo con poche emozioni, va detto. 0-0 fin qui, risultato più che giusto. Marco Libertino allarga per la corsa di Febraro che tiene il pallone in campo, cross da dimenticare. Ricco che gioca corto su Antonio Melillo. Scaringi scambia col suo capitano. Cafagna. Salatino avanza, palla al piede, costretto a rifugiarsi indietro, non rischia la giocata, va ancora da Melillo. Per l'arbitro basta così, è 0-0 all'intervallo tra Napoli e Trani. Mi ha appena detto il tipo, siccome dobbiamo fare cambio campo, che alle 3:30 inizia la prima finale. Il tipo di Bergamo mi ha detto che alle 2 andiamo, qualunque sia qual esito della partita, visto che comunque è finito il primo tempo della seconda partita, metto alle 2, come va, già siamo d'accordo, nessuno dice niente, ti vengono a prendere, andiamo a mangiare qualcosa, e poi alle 3:30 c'è la prima finale, là ad Alzano.
lascio la partita mentre decisione. Ho detto il tipo di Belmonte, non ti preoccupare, loro sanno già tutto, non abbiamo come priorità trasmettere le finali. E io ordini capo. Io come priorità mangiare questo, sto facendo un quarto di sentita, avendo fatto colazione alle 8 meno un quarto. Per carità, discretamente importante, la colazione, sai come sono passate 5 ore e mezza. Io oggi dovevo andare a scuola, ma non sono andato perché andavamo dei nonni, quindi non c'avevo tanto nonni. E poi c'avevo un po' questa qua. Sì, alla casa di riposo. Il sole e la scanna che c'è mi peccato. E poi un altro che mi è peccato Chiedo scusa, mi scusi, Sandra, Mi dica. dove si può seguire la diretta? Sul canale YouTube, su questo. Sì, posso fare la foto? Certo, certo, può anche scriverlo e metterlo. Quindi YouTube questo? Ok, Sì, grazie. di nulla. Vorrei che non sono i giocatori, io sono. Cioè. Ed esco. Sì, vabbè. Gestisci te la tua tanto a te rimette carica, mica a me. Quindi. No, perché mi sono svegliato alle 10. No, mi sono svegliato alle 9. Anch'io? Cioè, 8 e 6. No, io alle 9 e 5. E mi ha scritto di chiamare il papà perché erano andati a prendere le scarpe da calcio perché voleva giocare a calcio. E se vuole giocare a calcio, ma poi se allora con i suoi amici l'ho fatto così per girare per andare da per girare per capire bene ha fatto così vedete lì queste sono le province Napoli Napoli Trapani e Napoli no dammi il pallone va bene basta che perché? Ci sono persone. Napoli. Napoli. Napoli come si chiama? Napoli come quando abbiamo fatto l'allenamento l'ho fatto. Cosa hai detto sempre secondo me vabbè lì ora segna perché mangiare i lodi ah no è napolitano scusa grande sì ho sbagliato 33 sono a 0-0 un po' di cosa no niente guarda di qua 33 33 33
Pronti a partire con il secondo tempo tra Napoli e Trani, finalina terzo e quarto posto del tabellone di Coppa Italia. C'è un cambio di campionato, giusto, perché Foggia e Bari si sono già giocate la Coppa Italia. C'è un cambio tra le fila di Napoli, mentre intanto inizia la ripresa con il pallone giocato in avanti. Subito Febbraro a cercare di puntare, entrato con la maglia numero 2 Sansone, mentre intanto occhio alla palla messa in mezzo e messa, a dire la verità, in calcio d'angolo da Antonio Melillo. Non è più in campo Corduas, quindi cambiato uno dei due centrali al fianco di Capitan De Giorgio. Per il resto non è cambiato nulla. Occhio però al tiro dalla bandierina in favore di 24. Napoli, con la palla scodellata in mezzo, allontana di testa di Cugno. Tiene la palla in campo Salatino, che poi prova a lanciare. Allora occhio a Stasi che corre, avanza Stasi, sterzata ancora Stasi a 20 metri, cerca un altro dribbling che viene però fermato, e poi c'è il fischio contro Salatino, che qui ha esagerato con la sbracciata su Rei. Punizione per Napoli. Dai, forza! De Giorgio. Poi palla per il nome entrato Sansone. Rei la fa scorrere Bernardo, passaggio intercettato da Di Cugno, che poi mette il pallone in fallo laterale. Allora insiste Napoli. Bernardo per Rei, rimpallo che lo sfavorisce, poi allontana Antonio Melillo che viene colpito, e poi l'abbraccio con l'autore del fallo, ovvero Bernardo. San Luca resiste, poi indietro Cafagna può lanciare lungo dove non ci sono compagni, poi però Marrone mette un po' in difficoltà Maisto che se la cava. Marco Libertino riesce a passare, Rei si autolancia, poi palla in avanti, Bernardo in posizione regolare, Rei la fa passare, Marco Libertino e ora Lorenzo Libertino. Allarga a sinistra, c'è la corsa di Febbraro che calibra questo cross e la parata da parte di Ricco sull'altro tentativo ancora di Castaniere, ma attenzione perché è ancora attacco vivo per Napoli. Rei va giù, tutto regolare. Qui l'intercetto da parte di Maisto, non riesce a ripartire Trani. Lorenzo Libertino riesce a farla passare e va da Rei. Rei passa con un rimpallo, ancora Rei, ingresso in area, il tiro di destro ancora, la parata di Ricco a salvare Trani. Poi conclusione da dimenticare da parte di Marco Libertino. 2 palle gol in una trentina di secondi per Napoli. Forze fresche! Tanto si muove qualcosa sulla panchina dei pugliesi. San Luca di testa non riesce a trovare compagni, poi Marco Libertino, Lorenzo Libertino, Sodano indietro a Febbraro, l'attacco di San Luca che gli porta via il pallone, Spinazzola poi non la gestisce bene, rimessa a Napoli e sembra avere qualcosa in più la compagine partenopea.
attenzione all'inserimento ancora con Febraro fermato in maniera regolare, ma la palla esce in calcio d'angolo sulla scorribanda a sinistra di Febraro. 5-24. C'è l'angolo per Napoli, fischia l'arbitro, pallone che spiove, smanaccia Ricco, poi pallone allontanato da Crudo con Castaniere che non riesce a ottenere il fallo laterale. Per bravo nel recupero palla il Napoli con Sansone, poi Di Cugno subisce il fallo, ottima giocata difensiva. Aspetta, vedi che stiamo senza piano, senza fuoco. Riparte dalle retrovie Trani con Antonio Melillo, tocco per l'avanzata, poi Salatino non riesce a tenerla e allora Di Cugno deve andare in scivolata per fermare l'avanzata da parte di Bernardo. Maisto per Lorenzo Libertino, palla in avanti, colpo di testa di Cafagna che rischia l'autogol, ma è calcio d'angolo. Ci siamo fermati! E ok, allora al corner per il Napoli, pallone ancora scodellato, mette fuori dall'altra parte Alessandro Melillo, ma adesso i partenopei spingono, forse meriterebbero qualcosa in più. Dopo un primo tempo abbastanza soporifero. E l'angolo ancora per Lorenzo Libertino. Pallone sul secondo palo, colpo di testa, ancora la traversa, poi arriva il gol dell'1-0, riesce a sbloccarla Napoli, dovrebbe essere stato Rei a colpire di testa a porta praticamente vuota, è 1-0, meritato per Napoli. Alla fine sono riusciti i partenopei a sbloccare la gara. Il colpo di testa vincente di Rei, dopo almeno 3 chance avute dalla squadra in maglia azzurra. Qui fallo di Castaniere su Cafagna. Da chiedere subito scusa il numero 20 di Napoli. Intanto, avete avuto modo di vedere, prepara delle mosse la panchina pugliese. Battuta la punizione dalle parti di Stasi. Stasi prova ad andare, Stasi col cross, ribattuto dall'intervento da parte di Sansone, poi Rei, carambola che non riesce con Alessandro Melillo, poi Napoli riesce ad uscire, Rei si trascina la palla fuori, l'arbitro lascia giocare Scaringi. Antonio Melillo, poi Salatino, Spinazzola, indietro, poi tocco sbagliato,
da parte di Cafagna, è rimasto a terra Spinazzola sul rimpallo sfavorevole. Tanto Ray scherza con alcuni bambini presenti qui, mentre è scoccato il momento di Viesti. Uscito proprio Cafagna. Palla allontanata da De Giorgio, poi Salatino, lancio dalle parti di Stasi che la tiene in campo, prova ad autolanciarsi contro Maisto, ancora Stasi, ma ottima la chiusura da parte di Sansone. Qui la giocata con l'intercetto da parte di Maisto, poi Salatino non riesce a riconquistare, comunque rimessa per Trani che sta provando a reagire. Ci sono due cambi per Napoli intanto. Esce Maisto. Ed entra Torre con la maglia numero 34. Altro cambio per Marco Libertino. Alzo costo, maglia numero 10 per De Mattia. Salatino prova a innescare Stasi, chiusura da parte di Sansone, poi di Cugno all'indietro su Ricco. Eccolo il nuovo entrato di Viesti, poi lancio di Scaringi, troppo lungo per San Luca. Rimessa Napoli, adesso ritmi che tornano bassi, sta per scadere l'ora di gioco. Di testa Spinazzola, poi di testa anche Bernardo, ma la palla ce l'ha Trani. Intervento di Mattia su De Mattia su Di Viesti. C'è un fischio. Ragazzi, non lasciamo la difesa là. Rimessa in avanti a cercare Crudo in area, prova a calciare. Questo è stato fischiato fuori gioco, ma su una rimessa
è rimessa laterale, signori, non può essere fuori gioco. Le proteste abbastanza vibranti da parte di Scaringi, anche oltre a San Luca, oltre a Crudo, all'indirizzo dell'arbitro e del primo assistente. Credo che l'assistente abbia riferito, almeno da quello che ho capito anche dai gesti, che abbia riferito all'arbitro di aver avvisato una deviazione che ha reso dunque attiva la posizione di fuorigioco di Crudo. Qui intanto Rei con il lancio che finisce direttamente dalle parti di Ricco per il suo rammarico. Antonio Melillo, palla giocata larga su Spinazzola, intercetta, ha capito tutto qui Libertino, poi lo scambio con Sodano, Libertino corre e anticipa Scaringi, Libertino col dribbling, ingresso in area, la chiusura di Antonio Melillo e poi l'entrata regolare secondo l'arbitro da parte di Libertino. Cross al centro, attenzione qui all'intervento, ancora palla buona, Bernardo non riesce a segnare, ma ci riesce Castaniere, il gol del 2-0. Qui ancora una volta ha fatto di tutto Ricco per evitare il gol, non ce l'ha fatta, raddoppia Castaniere. E dunque 62esimo, Napoli allunga sensibilmente. Qui Stasi col colpo di testa, Sansone bravissimo a non perdere la lucidità, poi De Giorgio tocca male, una seconda chance, la recupera. C'è un po' persa Trani questa fase della partita, qui Crudo prova a risvegliarla col recupero palla, attenzione al servizio in aria per San Luca, il quale anche stavolta non riesce a controllare. Doppio cambio per Trani. Entra Barbagallo, maglia numero 5. Esce Spinazzola. Esce anche Salatino. Ed è entrato Cuccovillo, maglia numero 11. Pronto il doppio cambio per Trani al minuto 64. Non si muove nulla sulla panchina di Napoli, almeno per il momento tutto fermo anche dall'altra parte. Sensazione che si andrà avanti così fino alla fine. Di Cugno, Di Viesti, poi scarica indietro Scaringi, ancora Di Cugno, Melillo, tutta Trani, fatta eccezione per Ricco nella metà campo di Napoli. Pallone giocato in avanti in area, Stasi prova a passare, resiste anche un paio di contatti. Per la palla giocata a destra per la discesa di Barbagallo, affrontato, tutto regolare, calcio d'angolo. Forza ragazzi! Forza! Siamo a metà del secondo tempo, 65esimo.
occhio all'angolo con la palla ancora tesa in mezzo, non riesce a prenderla nessuno, la insegue Barbagallo che è fresco, lo dimostra, anzi in realtà si tratta di Cuccovillo, anche lui fresco, sono entrati un 99 un 2001 che sicuramente non sono usuali, abituali in queste circostanze. Cambio rimessa, errore di Sansone. Vai avanti, vai avanti! Vai avanti, È rimessa allora per Alessandro Melillo, ha già allontanato la difesa di Napoli, poi di testa di Cugno, controllo di Barbagallo che accelera, poi addirittura Rabona per servire Alessandro Melillo. Barbagallo fuori gioco di Melillo. E già scarica prima! Scarica prima! Punizione già battuta da Napoli. E qui non riesce il controllo a Sodano. Uomo! Antonio Melillo in qualche modo da Di Viesti, poi di Cugno, l'appoggio ad Alessandro Melillo. Di Viesti. Colpo di testa, poi in qualche modo interviene la difesa di Napoli. Castaniere fermato da Antonio Melillo. E un livello con Massimo! Mentre c'è a terra un giocatore ancora di Napoli. Deve trattarsi di Febraro. Si rialza Febraro. Rimessa con Napoli che restituirà palla a Trani. Anticipo di Sansone, poi San Luca alla meglio, prova a lottare. Poi Di Cugno, Scariggi, giocata su Libertino, poi Di Viesti. Largo per la corsa di Alessandro Melillo, fermato da Sansone, guadagna anche fallo laterale. Sansone è entrato benissimo in partita questi primi 23 minuti. Il rilancio da parte di Rei, trova Castaniere, l'entrata di Melillo, qui il fischio. È stato sfortunato qui Bernardo perché l'arbitro aveva fischiato proprio mentre scattava Bernardo verso la porta. Cambio Napoli in arrivo, anzi cambio Trani, esce Alessandro Melillo, maglia numero 23 per Marzano che ne prende il posto. Dai Marco! Rei prova a prendere il centro, passa anche su Di Viesti, ancora Rei, passaggio centrale, l'anticipo su Libertino, allora prova a correre Stasi, sempre contro Libertino,
fermato da 2. Fischia! E dai! Qui rientro regolare da parte di De Mattia secondo l'arbitro, poi De Mattia mette la palla fuori. A terra Stasi. Cambio per Napoli alle viste. Con l'ingresso di Di Gennaro al posto di Bernardo. Pallone restituito a Napoli. Per Napoli in campo, come ha detto Torre, che ha preso il posto di Marco Libertino. Dai Marco, meglio!